Sono iniziati questa mattina all'alba i lavori di ripristino delle scogliere di Chiavari colpite dalla mareggiata dello scorso anno. Interessata l'area dei bagni comunali, il Gabbiano e Oasi. È consentito l'accesso alla spiaggia mentre sarà sospesa la balneazione soltanto per la durata dei lavori. Ad oggi abbiamo un pontone che lavora dall'esterno e pesca i massi che sono caduti durante le mareggiate, un po' all'interno ma soprattutto anche all'esterno, perché tanti massi, contrariamente a quanto si pensi, con l'onda di ritorno cadono anche all'esterno delle dighe a protezione. Certo, sono interventi che in piena estate possono sollevare perplessità, tuttavia, precisa il sindaco, sono stati gli stessi gestori degli stabilimenti a chiedere l'intervento tempestivo del comune. Questo primo lotto è stato eseguito su esplicita richiesta di 3 gestori dei stabilimenti balneari, in quanto preoccupati dal fatto che non vi sono più di difesa mare. Infatti appena è bastato un po' di vento che hanno dovuto togliere le prime file degli ombrelloni. L'ordinanza quindi riguarda dal 16 al 20, quindi da oggi fino al 20, anche se si prevede, se il tempo è buono, che i lavori finiscano prima. Il secondo lotto riguarderà i restanti tratti di litorale tra i bagni Bergamo, Ciccio, Gianni e Ste e prenderà il via alla fine della stagione balneare. Tutto il resto, il lavoro più grande, verrà fatto a fine stagione, quindi a fine settembre, primi di ottobre, e riguarderà tutte le scogliere a protezione della passeggiata a mare, nonché il pontone. Rientrerà anche un pontone più piccolo all'interno delle dighe per togliere i massi all'interno dove l'acqua è più bassa, per cui ci sarà anche un intervento dove interveniamo oggi con un pontone più piccolo all'interno delle dighe. Tutto questo deve pristinare in piena sicurezza per l'inverno, però è bene ribadire che l'intervento che è iniziato oggi è stato fatto su esplicita richiesta dei gestori di quella zona.